Prendi tradizione, è vero. Volta suonato si comincia la Santa Messa. La Santa Messa che questa mattina celebriamo ricordando, pregando Teresia Borgiosa, che poi si è fatta suora delle suore della Provvidenza di San Luigi Scrosoppi. Tanti anni. È morta a 25 anni, assistita appunto da qua ci è venuto anche con una celebrazione, un significato, cioè la preghiera al Signore e alla Madonna perché con conceda alle congregazioni religiose femminili. Per questo che da qualche anno, anche quest'anno, ho mandato l'invito a circa 20 congregazioni religiose, piacere 4-5 qui presenti, tra le quali anche 3, ecco, sono state nostre ospiti in questi giorni della Bielorussia e che vivono la loro esperienza in lavoro, Sor Osanna Maria, sperando che prima o dopo possiamo anche avere fra di noi le sue spoglie. Attendiamo allora. E poi i nostri amici qui
ci allieteranno anche, oltre che accompagnarci nella preghiera, alcuni religiosi sacri, evidentemente, alla memoria, alleluia, Santo Agnello di Dio, lo canteremo assieme con l'accompagnamento, ecco, all'organo di Sor Rachele. Presiede Monsignor Dino Bressan, che è l'arciprete di Tricesimo, e è il parroco a Trieste, a Servola, che nel 1990 la lotta e quindi anche lo sviluppo di questa bella storia. Monsignor Carlo Gamberoni. Padre, del Figlio e Spirito Santo, la grazia, la pace, la misericordia del Signore. Fratelli e sorelle, siamo qui oggi per ricordare un anniversario, l'anniversario della morte di Auesa, e desideriamo presentarla al Signore, Santa nella Chiesa, conosciuta dalla Chiesa. In questo giorno Don Vittorino, che ringraziamo, ha abbinato la preghiera e volentieri lo facciamo, certi della necessità del carisma femminile della vita consacrata nella Chiesa. E allora, sulla scia dell'Assunta, guardando al cielo assieme a Maria e chiedendole la grazia di imitarla in questa ricerca della risurrezione, della vita eterna, chiediamole la grazia di celebrare i santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero, per mia colpa, mia grandissima colpa. Beata Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio
Onnipotente, abbia misericordia, perdoni i nostri e ci conduca eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Ti rendiamo grazie per la tua gloria in me, Signore, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Togli i peccati nostri, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo la Gesù Cristo, con la gloria di Dio Padre. Amen. Gloria. Padre Santo, che chiami tutti i tuoi figli alla carità perfetta, invita a seguire il tuo Figlio, a coloro che hai scelto per essere interamente tuoi, di manifestarsi alla Chiesa e al mondo come segno visibile del Regno. O Signore, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te tanto per tutti i secoli. Libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè salì dalla steppe di Moab sul monte Nebo, cima del che è di fronte a Gerico. Il fino a Efraim, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale del Negev, il distretto della valle di Gerico. Gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io la darò alla tua discendenza. Te l'ho fatta vedere, ma tu non vi entrerai. Mosè morì nella terra secondo l'ordine, fu sepolto di fronte. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni. Gli occhi non gli si
e il vigore non gli era venuto meno. Gli israeliti nella steppe 30 giorni, finti i giorni per il lutto di giorno di lui, pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che aveva comandato a Mosè, profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia per tutti i segni e i prodigi che il Signore lo aveva fatto nella terra contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande Mosè aveva operato avanti tutto il parola di Dio. Grazie. Dio tiene tra i viventi. Sia benedetto Dio, è Lui che ci mantiene tra Gloria e gloria a Dio sono le tue opere. Sia benedetto Dio, è Lui che ci mantiene tra i viventi. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo fa la voce della sua lode. Sia benedetto Dio, è Lui che ci mantiene tra i viventi. Venite, ascoltate, voi tutti che quando lui tocca, lo esaltai con la mia lingua. Sia Benedetto Dio, è Lui che ci mantiene tra i viventi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Dio ha reso il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. dal Vangelo secondo Matteo. Gloria. Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vai se ti avrai guadagnato il tuo fratello. Se non prendi ancora due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di Dio. Se non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come un pagano, puritano. Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tu legherete sulla terra tolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per qualunque cosa, il cielo gliela concederà.
perché dove credi nel mio nome, il Signore. Lode a te. Ecco, siamo qui il giorno dopo dell'Assunta, in questa ottava dell'Assunta, con la festa di Maria Regina del cielo e della terra. Ecco, questa Pasqua d'estate che ci ha nel cuore la meta della nostra vita, il cielo, il cuore di Dio. E lì c'è poi che ha preparato questo posto, perché il Figlio le ha fatto questo regalo di essere qui per Teresa. Da questo fonte è nata la sua vita cristiana, in questa comunità ha abitato, in questi luoghi di Vergine Maria. Per pregare consacrate per quest'oggi, ho pensato di partire proprio dalla sua storia in anni difficili, anni di epidemie, ben più gravi, oggi stiamo vivendo, epidemia del colera, niente vittime, uccide preti, il cappellano di Giuseppe che era qui, e uccide altra gente, anche i suoi genitori poi moriranno di colera. Ed è in questo posto che nasce anche il suo incontro con la Vergine Maria l'8 di settembre. E in quei giorni, l'8 settembre, la festa della Natività di Maria, era una festa di precetto allora, di sabato, e poi di domenica il 9. Non era animali. La madre la chiama ordina di scendere a tagliare un po' di quest'erba. La bambina che aveva ricevuto nel catechismo le indicazioni del sacerdote di come torno che sono gli impegni cristiani, ma poi da noi adulti ricevono sempre messaggi contrastanti. Prima li mandiamo dai preti a imparare il catechismo, poi diciamo magari a fin di bene perché doveva mantenere la famiglia. E allora Teresa chiede aiuto alla Madonna, arriva l'erba, ecco che qualcuno le toglie il falcetto dagli occhi, e il volto di una signora col falcetto in mano che le sorride e le dice: non si deve lavorare di festa. Teresa confida il suo piccolo dramma interiore alla signora che si china, e questa signora taglia una e poi aggiunge quello
che è il messaggio essenziale di questa apparizione di Porzus. Dì a tutti di santificare il mio cuore, e ancora desidero che si osservino i digiuni e le vigilie. Messaggi il cuore contorto, la prima cosa che gli dicono a Teresa quando torna a casa è la Madonna, che ed ecco che nella domenica in questa chiesa dietro l'altare le lascerà il segno croce sulla mano sinistra, su quel dorso della mano che tutti possono vedere fino. E poi inizia la vita, diventa e deve lottare contro le sofferenze, muoiono papà e mamma e lei rimane sola con un giovane zio di 19 anni. Entra il mistero che le fa conoscere padre Luigi, San Luigi, perché sarà accolta attraverso un sacerdote il 21 giugno del 1856. Questa bambina mite, umile, buona, che prega, e poi va in una famiglia a lavorare dopo 4 anni, ma il desiderio di darsi al Signore è grande e nasce di questo desiderio e la Madonna la rassicura, anche se lei è ignorante, piccola, povera, debole di salute, e religiosa, prima e poi con il novizio. E finalmente il 14 settembre, festa della esaltazione della croce, 160 anche lei viene colpita dalla tubercolosi che in quegli anni, a causa della miseria, si diffondeva. Termina il suo calvario giovanissima, a 25 anni. La storia di una ragazza povera, di una ragazza umile, di una ragazza che cresce accompagnata dallo sguardo del Signore. Siamo qui per pregare per le vocazioni religiose, non sappiamo che cosa il popolo non vedrà la terra promessa, morirà subito prima. È un volta anche per le religiose di ogni grande fiorire dopo l'esplosione vocazionale del passato, interrogarsi su come mai povertà. Siamo proprio nell'atteggiamento di Mosè, di non vedere di là del fiume Giordano la terra promessa. Non il Signore sa quello che fa. E la parola del Signore ci rassicura che sono riuniti nel suo nome e colui è presente. È presente in maniera forte. La presenza tradisce. Ed è per questo che anche oggi siamo qui.
riuniti nel suo nome. Per far cosa? Per chiedere vocazioni religiose per questa terra, per la quale stringiamo i confini della nostra preghiera. Il Signore sa Lui estendere questi confini laddove una preghiera che nasce dal cuore, perché non si può ottenere da ciò che noi non desideriamo. E chissà se noi desideriamo la vita consagrata femminile nella nostre parrocchie, o le suore sono inutili, non servono a nulla. Ecco allora il desiderio del nostro preghiamo per le vocazioni. E che cosa serve perché nasca una buona vocazione? La prima cosa l'abbiamo già detto, che la nostra vocazione sia nuova, sia viva, sia fresca, gioiosa. Tutte le comuni sentenza interiore, se non c'è una testimonianza di verità nella vocazione, che sono imbarbariti e tristi, non comunicano ai figli l'amore per il matrimonio. Così pure per noi sacerdoti, per le vocazioni religiose. Seconda, credo, cosa importante, che attingiamo anche dalla spiritualità, dobbiamo fare perché giovani, ragazzi e ragazze si interroghino sulla vocazione. Non dobbiamo fare chissà quali artifici, arrampicarci sui vetri, non creare cose ma possiamo portarli a Gesù. Dobbiamo farglielo conoscere, questo Signore che dà la vita, questo Signore che chiama, questo Signore che ama. I nostri valori là fuori dal cuore, ma nel cuore, al cuore. E dare la voce che non si è, e i nostri ragazzi oggi, il nostro mondo sociale, conoscono il loro cuore, non dedicano al loro mondo interiore attenzione, non conoscono neppure i loro sentimenti. Educare l'interiore, capaci di ascoltare la voce del Signore. Tra di noi, voi che siete chiamate, che siete state chiamate, tutti proiettati all'esterno oggi siamo, noi adulti, perché siamo in tasca, chi ci fa sentire padroni del mondo, conoscitori di noi stessi e conoscitori poverissimi dell'amore di Dio. E poi dobbiamo portare a Gesù, educare un aldo,
sincera la Vergine Maria. Se possiamo, cerchiamo di essere formatori di gente umile, che le vocazioni non nascono, ma nello Dio, come la Vergine Maria è stata obbediente e come i nostri santi l'obbedienza. L'amore alla croce, l'amore a Cristo crocifisso sulla croce, ma anche l'amore alle povertà, che sono continua. A raccogliere il tutto, educhiamo i nostri ragazzi alla contemplazione, allo stupore, alla meraviglia, all'adorazione silenziosa. Ecco che si cessa, non pensano nulla di nuovo, a fare i salti mortali, a fare teatri, a fare show che seguono il Signore. Portiamoli a Lui, il resto lo fa Lui. Vieni e vedi, ha detto, e dice a ciascuno di noi. Il Signore ci aiuti a mantenere viva la nostra vita, ci aiuti a essere testimoni belli, coraggiosi, gioiosi della propria comunità e ci aiuti a piene mani quel seme che già Lui sparge, che noi talvolta tratteniamo un po'. Presentiamo al Signore le nostre azioni e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, pellegrina sulla terra, chiamata a generare Cristo nell'intreccio drammatico del mondo. Noi, coloro che hanno importanti cariche di governo, al cui potere e responsabilità è affidata la vita dei popoli, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per l'umanità che sotto la gioisce e spera, noi ti preghiamo. Ah, Signore. Forza alla mensa eucaristica, siamo chiamati ad essere ferviamo. Ascoltaci, o Signore. Per la vita consacrata, perché il Signore trovi risposta in coloro che chiamano a noi appena colorati, perché testimonino la gioia di essere esclusivamente di Dio al suo servizio. Nella Chiesa preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Sii benedetto Dio per le chiese nel mondo, le nostre invocazioni e per intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi. Esaudisci.
Fratelli, il santo sacrificio udito a Dio, Padre Onnipotente. Togli, o Padre Santo, che la chiedi ai tuoi figli che hai chiamato a seguire Cristo, della perfezione con libertà di la gioia della comunione fraterna. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo è giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo. Vivo e in eterno tu sei luce infinita. Tu sei fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature ed allietarle con gli splendori del avanti a te per servire il tuo volto, e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura, Santo, Santo, Santo è il Signore, i cieli e la terra sono del tuo colui che tiene nel nome del Signore. Osanna, salvo dei cieli. La tua isa con sapienza e amore. A tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato nella
E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non lo hai abbandonato la morte, la tua sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte a imperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare alla pienezza dei tempi, egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Di segnò volontariamente russo e la vita lui dà Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, nella celebrazione di questo grande mistero che ci invita a te, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, rese questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Al tuo amore, Signore, proclamo la tua resurrezione nell'attesa della redenzione. Celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua risurrezione, dove si è destra,
e in attesa venuta nella gloria, offriamo il suo corpo ed il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. Alla vittima di questo unico calice, concedi che riuniti in un solo Spirito Santo, offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria. Di tutti quelli che abbiamo questo sacrificio, del proserve il nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Andrea Bruno, del Collegio Episcopale, di tutte le sincero. Ricordati anche nella e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Madre di Dio, con gli apostoli e santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, tratte dalla corruzione del Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, mio Padre onnipotente, del per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato la tua volontà, come in cielo così in terra. I nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non la tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace. Siamo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella che si compia la danza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, i tuoi apostoli, vi lascio la pace. Non guardare i nostri alla nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Un segno di pace. E togli i peccati del mondo. Agnello
Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Gesù aveva piacere. Preghiamo. Che ci hai nutriti della comunità religiosa e nella fedeltà alla vocazione evangelica, perché offrano al mondo l'immagine viva del Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli. Cara Anna, ci rivolgiamo a te innanzitutto con la preghiera che le tue consorelle della partendo in cielo. Cara nostra Maria Osanna, ora che puoi a tuo agio deliziarti l'azione della tua e nostra per tutti noi, impetraci un ardente amore verso di lei, congiunto ad una vera imitazione dopo tua morte. Ti chiediamo di presentare al Signore ed alla cara Madonna una grazia che ci congregazione e giovani seguano il solco che tu hai tracciato con la tua giovane vita, con il dono di se stesse di Santa Maria di Portus e nel servizio amorevole verso te. Così sia. Il Signore sia benedetto, Signore, in pace. Sì. Vai avanti. Dai. La croce che può essere sulla mano e durante questo canto si desidera della stessa parte e ringraziamo per essere venuti qui con noi. Allora facciamo il canto prima che
Madonna desesule, con fede ardente, cantiamo a te, di rose colmo, tutto il tuo manto, Madonna. Di pietà mariana, se questa cappella che dopo 150 anni è stata riscoperta come luogo di preghiera, di pietà, aiuta i friulani a rispettare il messaggio della Madonna che avrebbe dato Teresa, cioè di non bestemmiare il Signore ma onorarlo. Secondo, di fare penitenza perché si recuperi il valore morale e spirituale del popolo, di cui ha tanto bisogno anche il Paese Italia in questo momento. Si santifica poi la festa mediante il rispetto del riposo festivo, soprattutto l'anta messe la domenica, per convertire il cuore con la parola di Dio. Credo che questo momento di incontro sia stato una benedizione e un segno di speranza. Era circa il mezzogiorno dell'8 settembre del 1855. Teresa Dus, una giovinetta di Porzus, tornava come al solito a casa con la sua mucca. Teresa pensava che la sua mucca non fosse abbastanza sazia e decise di prendere la gerla ed il falcetto per tagliare un po' d'erba. Mentre era sul prato, situato fuori del paese, udì una voce che le chiedeva che cosa facesse lì. Vide una signora e le rispose che stava tagliando un po' d'erba per la mucca. La signora le fece notare che quel giorno era festivo e che Dio ha proibito di lavorare nei giorni di festa, pertanto era un peccato. Poi le chiese il falcetto e l'aiutò. La esortò poi di raccomandare alla popolazione di pregare e di fare una processione partendo da Attimis e Forame verso la chiesa di Porzus. Aggiunse di raccomandare a tutti di non lavorare, di non profanare le feste in nessun modo e che si smetta di bestemmiare, perché il suo buon Gesù con il Padre Eterno è molto sdegnato per questo. Le disse che la sua preghiera ha molto valore di fronte all'immensa misericordia di Dio, ed è per questo che il mondo continuava ad esistere. Se un buon cristiano pregherà e si accorderà con lei, aggiunse, la sua misericordia non avrà termine, ma aumenterà sempre di più. Teresa le domandò chi fosse, e la signora le rispose che per ora non aveva tempo di spiegarglielo, perché aveva ancora figli e figlie a casa, ma sarebbe tornata ancora entro breve tempo. Poi ritornò a raccomandarle di correre a casa gridando che non lavorino più la festa, altrimenti grandi malattie e il colera sarebbero ritornate se avessero continuato a comportarsi in quel modo. Ammonì che il male causerà persino la malattia delle mele, dell'uva, delle patate e di qualsiasi frutto. Ribadì inoltre di non bestemmiare perché è un gravissimo peccato che offende molto Dio.
Teresa cominciò a recarsi verso casa, mentre la signora si diresse dalla parte opposta. Dopo 10 metri la piccola Teresa si voltò indietro e gradualmente la vide sparire. Arrivò a casa e comunicò alla popolazione quello che aveva visto ed udito e che la signora sarebbe tornata presto, ma non sapeva dove. Molti però non credevano. Intanto il colera faceva molte vittime e la popolazione usava andare in chiesa a dire il rosario. Il 27 settembre, durante la recita del rosario serale, era presente anche la piccola Teresa. D'un tratto le appare la celeste signora che la invitava a salire verso il coro. Salì. Quando giunse, la Madonna prese la mano di Teresa, la quale vedeva tutta la chiesa illuminata come a giorno. Fecero il giro dell'altare sino alla porta della chiesa, mentre Teresa esclamava che la vedeva bene e che la stava tenendo per la mano. Nessuno però vedeva nulla. Giunti alla porta della chiesa, la Madonna la salutò dicendole addio e sparì. Ma la gente era ancora rimasta un po' incredula e voleva un segno. 3 giorni dopo, il 30 settembre, durante la recita del rosario, Teresa vide per la 3ª volta la Vergine Maria che le faceva cenno di salire sulla parte sinistra del coro. Le persone presenti la incitarono a salire e a farsi rilasciare un segno. Quando Teresa si trovò dietro all'altare, la celeste signora le impresse una croce bianca sulla mano destra. Uscita dalla chiesa, si diresse verso il borgo mentre la gente la seguiva e chiedeva dove fosse la Vergine. Ella rispondeva che era proprio lì, accanto a lei, e che poteva toccare le sue vesti. Ma la popolazione che stava pregando non la vedeva. Il padre, venuto a conoscenza dei fatti, vedendola, la chiamò. La Madonna, a pochi metri da casa sua, le raccomandò per la 3ª volta di dire a tutti che non bestemmiassero e che santificassero le feste non lavorando. Poi scomparve alla sua vista. Tutti, dopo quell'apparizione, poterono vedere la croce sulla mano e si misero a pregare e ringraziare la Madonna per quei fatti. Aprile del 1993, Attimis. La prima processione avviene il mattino e parte dalla chiesa parrocchiale di Attimis. La statua verrà portata nella chiesa parrocchiale di Porzus e benedetta dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti. Cantiamo a te di rose colmo, tutto il tuo manto, Madonna. Di pietà mariana, se questa cappella che dopo 150 anni è stata riscoperta come luogo di preghiera, di pietà, aiuta i friulani a rispettare il messaggio della Madonna che avrebbe dato Teresa, cioè di non bestemmiare il Signore ma onorarlo. Secondo, di fare penitenza perché si recuperi il valore morale e spirituale del popolo di cui
tanto bisogno anche il Paese Italia in questo momento. Si santifica poi la festa mediante il rispetto del riposo festivo, soprattutto l'anta messe la domenica, per convertire il cuore con la parola di Dio. Credo che questo momento di incontro sia stato una benedizione e un segno di speranza. Gradualmente la stampa ha cominciato a dare grande rilievo all'evento, soprattutto in particolari occasioni quali pellegrinaggi, cerimonie e visite di alti prelati. La piccola cappella, costruita nel 1885 dalla popolazione locale, era